La fiamma olimpica e paralimpica Milano-Cortina 2026 ad Agrigento. Il percorso coinvolgerà 40 telofori dalla Valle dei Templi a Piazza Vittorio Emanuele. Dalle ore 16:30 in Piazza Vittorio Emanuele, sede del Villaggio Olimpico, si svolgerà la City Celebration, un evento celebrativo di intrattenimento per cittadini e visitatori. In programma la performance Come in questa fiamma quando vivi splendi, ideata da Gaetano Aronica, scritta da Giovanni Volpe, con il coinvolgimento dei performer e dei laboratori del Palacongressi di Agrigento. La fiamma olimpica è simbolo di lealtà, impegno e rispetto. Rappresenta i valori dello sport e della vita. Il sindaco della città Miccichè e l'assessore al turismo Cantone hanno espresso orgoglio ed emozione per un evento che valorizza Agrigento, capitale italiana della cultura 25, e ne rafforza il ruolo sulla scena nazionale e internazionale. Il Comune ha emesso un'ordinanza che regola la circolazione stradale e la sosta nelle principali vie della città. Le misure necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti e spettatori interesseranno gran parte del centro urbano, l'area attorno alla Valle dei Templi e il rione del campo sportivo. Il percorso interessato alla manifestazione riguarda le vie che vanno dal Tempio della Concordia, dove ci sarà la partenza, la via panoramica dei Templi, il bivio Buonamorone, via Seneto, via Giovanni Finazzi Agro, via Garibaldi, via Empedocle, piazza Sinatra, piazza Pirandello, via Atenea, piazza Aldomoro, fino ad arrivare in piazza Vittorio Emanuele. Da questa mattina, fino a cessate esigenze, i divieti di sosta sono confermati nelle stesse aree, estendendosi anche al parcheggio situato al termine della scalinata della posta centrale. In piazza Aldomoro, nel tratto tra la prefettura e la via Atenea, sarà vietata la sosta su entrambi i lati per consentire la presenza dei mezzi del presidio sanitario. Ulteriori divieti scatteranno dalle ore 14 del 16 dicembre, oggi, in via Seneto, in via Callicratide, fino all'incrocio di via Dante Manzoni, in via Pietro Nenni, in piazza Pirandello e in piazza Aldomoro.